Serracchiani, oggi premiata Villa Russiz, lei ha sottolineato anche la finalità sociale della villa. Sì, importante, per noi è davvero un grande orgoglio, un orgoglio per i vini, per la città di Capriva, per tutta la regione, ma anche un orgoglio perché ricordiamolo che questa azienda agricola sostiene ed è sostenuta anche da una casa famiglia che si occupa di minori in difficoltà, e quindi abbiamo messo insieme le finalità sociali con le finalità del nostro straordinario vino, e quindi credo davvero che oggi sia stato un premio per tutta l'attività che Villa Russiz svolge. Ovviamente un ringraziamento va agli amministratori, in particolare al commissario, al sindaco, a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato perché l'azienda diventasse così importante. Presidente, nel corso del convegno si è parlato anche dei percorsi turistici legati al vino. Il Friuli Venezia Giulia in questo senso ha delle potenzialità molto importanti. Sono 24 le città del vino in Friuli Venezia Giulia, e l'organizzazione delle varie manifestazioni, da Calici di Stelle al Movimento del Turismo del Vino, e le iniziative che fanno le singole aziende sono per noi attrazione turistica estremamente importante. Quindi non soltanto il vino di qualità, i prodotti dell'agroalimentare di qualità, visto che ormai al vino si accompagnano anche i nostri altri prodotti, ma anche turismo, visibilità della regione, la possibilità di scoprire le nostre bellezze. Sindaco Sergon di Capriva, un importante riconoscimento oggi a Villa Russiz, un riconoscimento non solo per il vitivinicolo ma anche per l'attività sociale. Beh sì, oggi insomma, è un momento di orgoglio per la comunità di Capriva del Friuli, ma penso per l'intera regione Friuli Venezia Giulia. Questo riconoscimento alla favola, io la chiamo sempre così, la favola di Villa Russiz, che dal 1864 continua nella missione, nella sua duplice missione, quella sociale appunto e quella vitivinicola, a supporto di quella sociale della casa famiglia. Quindi è un momento bello, un momento in cui l'amministrazione comunale è voluta essere vicina alla Fondazione Villa Russiz.